cavaliere tra il mare Mediterraneo e l'Oceano Atlantico sorge la città libera di Tangeri, che 8 diverse nazioni governano in una concorde armonia di opere e di intenti. Questa città rappresenta un esempio luminoso di quanto possa portare lontano sulla strada del progresso e del benessere la concordia di uomini di diverse razze e nazioni, le cui volontà siano tese al comune ideale dell'interesse della città che vi ospita. 60.000 europei e 80.000 arabi sono la popolazione di questa bella metropoli, ma sia gli uni che gli altri hanno trovato su una base di reciproca comprensione un modus vivendi che fa di Tangeri un esempio unico al mondo. Con gli accordi firmati a Tangeri il 10 novembre 1952, l'Italia ha ripreso nell'amministrazione internazionale della zona tutte le posizioni che il Protocollo di Parigi le aveva riconosciuto il 25 luglio 1928 e che il Trattato di pace le aveva negato. Essa pertanto partecipa oggi nell'organismo internazionale su un piano di parità con le altre grandi potenze. Dai tempi più antichi della sua millenaria storia, la città ha visto succedersi le dominazioni di diversi popoli. In seguito, portoghesi, spagnoli, inglesi e francesi si contesero negli ultimi 400 anni il dominio della città. Nel 1844 furono appunto i francesi che catturarono questi cannoni che difendevano le fortificazioni di Tangeri. Sotto l'amministrazione internazionale, la parte araba di Tangeri, quasi tutta musulmana, è spiritualmente legata al Marocco, il cui sultano ne è pertanto il capo politico e religioso. Questi notabili arabi sono convenuti per ossequiare il Mendub, delegato del sultano marocchino, che nella moschea dovrà santificare il venerdì sacro. Rendono gli onori militari reparti di cavalleria spagnola e francese. La Francia e la Spagna si sono assunte negli accordi internazionali l'onere della difesa militare della città e vi mantengono perciò ciascuna un proprio presidio, dipendente però da uno Stato Maggiore misto di ufficiali dei due paesi.
Ma questi magnifici soldati, dalle sgargianti uniformi, svolgono a Tangeri più che altro servizi di rappresentanza, poiché la pace della città è ampiamente garantita dai trattati internazionali e dalla concordia dei suoi cittadini. La città è amministrata da un consiglio dei rappresentanti degli 8 paesi che ne hanno assunto la protezione ed è presieduta a turno da uno di essi. I problemi che riguardano la città libera sono così affrontati e risolti nel comune interesse. All'Italia è stato affidato il delicatissimo settore degli affari di giustizia amministrata da un nostro alto magistrato. Il lavoro italiano, sia come parte dirigente e capitale che come manodopera, ha contribuito in maniera fondamentale al progresso e allo sviluppo della città. Le bandiere delle nazioni protettrici, Spagna, Italia, Inghilterra, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Olanda, sono qui simbolo non di dominio, ma di fraterna collaborazione. Il processo naturale di civilizzazione fa di Tangeri la porta del suo continente aperta verso l'Europa, per permettere la colonizzazione e la civilizzazione dell'Africa. I reparti francesi e spagnoli che tutelano Tangeri e che con continue esercitazioni mantengono la loro efficienza sono qui proprio perché Tangeri possa assolvere in pace, ora e sempre, questa grande missione che la natura e la volontà dei popoli le hanno affidato. Come garriscono al vento in un solo palpito le diverse bandiere, così battono all'unisono qui a Tangeri i cuori degli uomini di buona volontà. E l'Italia, come sempre, è in prima linea nella nobile gara che ha per meta l'armonia dei popoli.